Elettrodotto della discordia. Al di là delle considerazioni soggettive sull'aspetto estetico di una linea aerea che interrata diventava invisibile, tra i comuni del Medio Friuli interessati dall'attraversamento ci sono Mortegliano, Lestizza e Basiliano. Sono chiare le motivazioni addotte dalla regione che spingono ad appoggiare l'operazione, tanto quanto il ricorso avverso dei sindaci interessati. Il sindaco di Lestizza, Geremia Gomboso, che da tempo suggeriva di attendere la decisione definitiva dell'organo competente, ora non ha dubbi nella lettura della sentenza. L'elettrodotto non ha l'autorizzazione, quindi va demolito. Il Consiglio di Stato ha detto chiaramente che Terna non ha motivato una soluzione alternativa come era stata richiesta dai sindaci, non ha neppure parlato. La sentenza è chiarissima, nel comunicato che ho fatto, se qualcuno vuole leggerlo, questo l'abbiamo ribadito. Un presidente di regione, in questo caso l'avvocato Serracchiani, non può dichiarare che un'opera, essendo al 70%, bisogna completarla e che i 7 sindaci che sono contrari all'elettrodotto, a questo tipo di elettrodotto, precisiamo, perché noi non siamo mai stati contrari all'elettrodotto, lo volevamo semplicemente interrato, non va data l'energia, quindi siamo al delirio. Se questo è un presidente della regione è giusto che, io non dico che si dimetta, ma che almeno si redima in quello che dice. Gli imprenditori agricoli che hanno subito il danno, perché stiamo parlando di un rimborso che va da 76 centesimi al metro quadro a 1,40 euro per un vincolo eterno. I contadini non hanno mai contestato questo, ma voi sapete perfettamente che quel terreno lì per gli agricoltori non vale niente. Stiamo parlando di 5.000 ettari, da Reggio Puglia a Basiliano, perché si parla di Udine Ovest ma è Basiliano, e non Campoformido come scrive qualcuno, sono 5.000 ettari vincolati, di questo nessuno parla, dove non si può star sotto più di un paio di ore, e che sono sì di proprietari di contadini dove pagheranno le tasse e tutto quanto, ma sono terreni che non hanno nessun valore commerciale perché nessuno li acquisterà. Di questo nessuno parla, si parla solo della necessità di energia che sappiamo perfettamente che non serve al Friuli, è anche ora di finirla che i veneti vengono a scrivere sul Messaggero che se i friulani vogliono interrarlo se la paghino loro. Vorrà dire semplicemente che l'energia che i friulani mandano a Marghera gliela toglieremo e si prendano loro i pali, se la facciano sulla laguna di Venezia e facciano quello che vogliono. I pali sono una bruttura, si poteva farlo interrato. Terna ha perso già 2 cause, questa è la terza e continuano imperterriti, però in Piemonte e il confine con la Francia, dove i politici hanno fatto i politici, la viene interrato 150 km di elettrodotto interrato. In Toscana la gente si è ribellata, hanno avuto dalla loro parte gli amministratori da quanto sulle terre del Chianti che hanno fatto aereo l'hanno interrato, in Friuli no. Per il Ponte News, Marco Mascioli.